Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati con voi. Cosa cercato Batman? Napoletano, come state? Oggi spero tutto bene. In questo video andiamo a vedere tutti gli acquisti che le squadre di Serie A hanno fatto. Piccola parentesi, questo video uscirà alle 8, io lo sto registrando alle 7:50, quindi scusate se farà un po' di ritardo. E scusate anche se andando un po' veloce perché devo scendere dalla scuola. Vabbè. Allora, partiamo subito. Raspaduri, scusate, mi sono confuso. Atalanta ha acquistato. Dirò solo gli acquisti più importanti di ogni club. Raspaduri, Sulemana e Bonfanti. Poi il Bologna ha acquistato, scusate, El Som dalla Fiorentina, Joao Mario, prestito dalla Juventus e Poscia. Poi Cagliari è andato a prendere Suleiman Ratering, spero che si pronunci così, e Donsent. Poi il Como è andato ad acquistare Cutrone, Lado, sì, e Fumagalli. Poi, secondo me, tra questi qua, gli unici due che potranno fare bene in questo campionato sarà Joao Mario e Raspadori, tra queste prime squadre che vi ho nominato. Ora andiamo a vedere le altre squadre. Allora, le altre squadre sono Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter e Juve. Allora, Cremonese è andato ad acquistare Luperto, che può fare molto bene alla Cremonese, Male, Moretti e Tosby, che può fare anche lui molto bene. Fiorentina, Brescianini, Inzola, Fabian al Bologna e Ruggiani. Genoa, Baldanzi e Bohinen, spero si pronunci così. Inter Mussolin. Juve invece è andata ad acquistare Douglas Luiz, che poi è andata, cioè non è proprio un acquisto, ma si è rientrato dal prestito e poi è andato all'Aston Villa. E poi Bogo. Secondo me quelli della Juve, Bogo non può mai fa buono. Può fare bene Baldanzi, può fare bene Fabian, Zola, Tosby. Vogliamo mettere pure Ruperto? Mettiamo Ruperto. Poi Lazio, Motta, Maldini. La Lazio è andata a acquistare Motta, Maldini, Lecce, Fofana. No, aspetta, no, scusate come si chiama chi l'ha detto. Scusate. Vabbè, lasciamolo stare. E è andato ad acquistare anche Khedira. Poi Milan, Cisse e Fulcrum, che non so quando possano far bene. Napoli, Alisson è giovane. Roma, Nico Lustica, Vies, Fizza. Poi Pisa, Arena e poi è andato ad acquistare Duvasimi, spero che si pronunci così. Secondo me tra queste squadre che vi ho nominato solo gli acquisti del Napoli possono fare bene, non perché sono di parte, ma non ci vendiamo a baggianate, non diciamo bugie. Vabbè, la Roma è andata, poi le altre squadre, le ultime squadre che hanno fatto calciomercato sono state Roma, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona. La Roma è andata ad acquistare Malen, Zaragoza, che non so quanto possano fare bene, Sassuolo, Pedro, Felipe, Conè, Torino, Marianucci, Pati, Udinese, Brenner e Pizzona, Verona, Bardi, Lovic e Isaac. Secondo me può fare bene Marianucci, Conè, che non è quello là della Roma, però gli acquisti della Roma non penso che possano fare tanto bene. Marianucci l'ho nominato perché se gli viene data continuità e gioca bene, fa Empoli, ha fatto ad Empoli, può far bene.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate il like e in descrizione community WhatsApp. Ciao, aggiù.